Sul fronte passaggio grandi navi in laguna, il governo Draghi appare orientato verso un nuovo decreto Salva Venezia. Roma è intenzionata ad accelerare anche dopo l'ultimatum UNESCO del 21 giugno per l'inserimento di Venezia nella lista nera dei siti patrimonio dell'umanità in pericolo. Il bando internazionale del porto offshore decreterà il progetto vincitore solo nel 2023. Nel frattempo sembra essere in arrivo una nuova norma del governo per imporre da subito lo stop al passaggio delle navi da crociera nel canale della Giudecca, puntando su approdi diffusi a Marghera. Io credo che non si possa pensare di prendere decisioni in 15 minuti che non sono prese in 15 anni. Tant'è, tra l'altro da qui a fine stagione è previsto il passaggio di poche navi, mi pare una decina, qualcosa in più, quindi io credo che vada gestito. L'UNESCO è molto importante, ma Venezia io credo sia un patrimonio dell'umanità anche a prescindere dall'UNESCO. Al vaglio in queste ore ci sarebbe un contributo economico statale per le infrastrutture necessarie all'accoglienza dei turisti a Marghera, che permetterebbe di imporre subito lo stop al passaggio della croceristica a ridosso della città. Il governo è impegnato nella difficile conciliazione tra esigenze lavorative e tutela del territorio. Secondo fonti qualificate vicine al dossier Venezia, citate dall'ANSA, non si è mai stati così vicini come in questo momento alla soluzione del problema grandi navi a Venezia. Ho lanciato recentemente anche un appello attraverso una lettera al prefetto di Venezia perché convochi tutti i soggetti eletti in Parlamento, istituzioni, categorie, parti sociali, perché la città discuta di questo dossier Venezia e trovi 3-4 punti di intesa su cui andare avanti tutti insieme.